E le ragioni di questa vostra presenza qui alla Valle dei Templi in occasione anche di questo evento del Festival del Mandorlo in Fiore? Siamo qui nella Valle dei Templi con un'attività esercitativa addestrativa del nucleo sanitario di pronto impiego della Sicilia. Un nucleo che è appunto a disposizione per quello che riguarda le esigenze di protezione civile oppure di concorso sanitario alle Forze Armate in occasione di eventi straordinari, che ha la possibilità di portare sul campo materiale sanitario, attendamento, ambulanze fuoristrada, tutto ciò che serve per poter appunto intervenire nella prima emergenza sul campo, fare il triage sul campo, quindi la scelta di priorità di trattamento dei pazienti per la successiva evacuazione una volta che sono state stabilizzate le funzioni vitali, quindi quella respiratoria, cardiaca e neurologica, presso gli ospedali stanziali. Allora, il corpo della Croce Rossa totale siamo circa 800 volontari, abbiamo il corpo militare che sono circa 150 volontari e più le Croci Rossine. Lavoriamo in stretta simbiosi e io sono onorato della presenza del nostro generale che ha scelto questo sito agrigentino, perché veramente a noi di Agrigento può fare solo piacere, specie in questo momento in cui c'è la festa della Sagra del Mandorlo, a noi tutti cara. Innanzitutto ringrazio TVA e ringrazio anche il nostro amato Presidente Vita, ma principalmente il mio diretto superiore, il Maggiore Generale Lupini, al quale mi onoro di essere alle sue dipendenze in quanto da poco nominato responsabile in APRO facente funzioni. Il ruolo particolare che noi tutti che siamo impegnati nella vita civile è quello di dare la massima attenzione per gli inferiori, per le persone bisognose, per le attività quotidiane che si fanno in un momento di particolare debolezza. E quindi il corpo militare, principalmente la sensibilità prima dell'ispettorato generale e dopo del presidente provinciale, ci coniuga quell'armonia tra Agrigento e il resto d'Italia. Quindi noi siamo ben lieti di ospitare l'amato generale Gabriele Lupini e tutto il corpo che sicuramente ci darà onore per questa iniziativa che non è solo simbolica per la Valle dei Templi, ma si proietta per un futuro fulgido per il corpo militare.